zingaro, voglio vivere come te. Adesso appena tornerò in quel di Jesolo, la prima cosa da fare sarà chiedere consiglio per la flessione dei pneumatici. Vado dai miei amici Sperandio che sono sempre ultra bravissimi, ultra onesti. Questa non è pubblicità perché veramente meritano i ragazzi. Prendo bici da quando ero piccolino, ok? Cioè sono quelli che se tipo non so c'è da regolare il cambio, robe del genere, non ti fanno pagare, capito? Fanno sempre begli sconti sulle bici, quindi lavorando così, attenzione, questo è importante su tutto, lavorando così poi la gente si sente in qualche modo obbligata ad andare da loro, ma non tanto solo per ricambiare il favore, ma perché dici cazzo meglio di loro non c'è nessuno, perché devo andare dagli altri, perché devo andare a rischiare, hai capito? E quindi io è da una vita che vado lì e lì ci andrò adesso per dargli una gonfiatina alla sella pneumatica che ho visto che ha una valvolina, no, per dargli la carica, la pressione, idem le sospensioni davanti che il tipo poi anche una regolatina perché giusto le basi, mi faccio insegnare giusto le basi perché il tipo l'ha regolata molto morbida perché lui più che altro faceva discesa da enduro, hai capito? E a me invece sì, ok, può piacere, ma io faccio un po' di tutto, ok? Posso fare sia un po' le salite, sia i percorsi piani, a volte anche asfalto, hai visto un misto, tutto quello che capita, non sono il classico con i paraocchi, no? Che se deve fare enduro allora guai a fare la passeggiatina nella pista facile, ma scherziamo, no, sempre un po' di tutto, sempre mangiare un po' tutto, come l'alimentazione, no? Mangiare un po' tutto perché se va avanti solo che a carne, pomodori e funghi te mori, ma se provi un po' di tutto il tutto compensa e il corpo ne è felice, no? Uguale anche te, uguale anche la mente. Provando un po' di tutto, no? Sei sempre felice. Adesso vabbè, non vorrei allungarla perché questo era un discorso che è venuto fuori con gli amici, con Marco e un giorno magari ritireremo fuori, no? Del discorso che Singano è estremamente fortunato perché sì gli piace magari andare a isolarsi in mezzo a niente, contemporaneamente se ci sono 40 camper attorno a lui non gliene sbatte un cazzo, è felice lo stesso e questa è una fortuna pazzesca perché c'è gente che veramente si incazza e va in sbattimento se ha tipo dei camper vicini o cose del genere e io invece fortunatamente riesco a apprezzare tutto, cioè sia il casino, sia la città, sia la natura, sia il wild, sia l'isolamento, cioè tutto, è bellissima sta roba. Comunque stavamo parlando della Singano Bike, se no dopo viene fuori un video da 50.000 ore. Ok, quello sarà il primo step. Secondo step comprerò magari anche su Amazon delle manopoline nere e quel nastro che vedi verde sotto la catena che serve perché la catena non strusci o non strusci nel telaio eccetera eccetera, lo voglio mettere giallo come il colore della bici e poi chiedo quanto costa, ma credo costerà massimo 80 euro, un altro tubo per la sella perché in molte situazioni va bene ma nella pedalata in piano no, è troppo bassa, cioè la misura della bici va benissimo ma l'altezza della sella quella no, lì ho la gamba che non si stende completamente e quindi poi metti anche la Presto Alessia che ha la gambata lunga, insomma una spanna in più ci sta bene e quindi quella la cambierò. Ah sì, aggiungo un'altra cosa, mettere nella lista degli acquisti una borraccia perché ho visto, è una cosa che consiglio anche a te di notare, no? Che quando esco mi porto via la bottiglia da 2 litri, ma ne bevo bene o male mezzo litro, non perché bevo poco, ma perché sei impegnato ad andare in bici, sei impegnato a fare le foto, ci pensi meno a bere, hai capito? Bevi proprio se hai sete. E quindi mezzo litro è perfetto, almeno per le mie uscite. E quindi una borraccia da mezzo litro, cioè perché portarsi via il peso e l'ingombro di 2 litri, che sono 2 kg, quando ti può stare benissimo la borraccia che tra l'altro scarica non più nello zainetto perché con questa vado via con lo zainetto ma sul bastone perché il portaborraccia è lì. Ah, ma che figo, cosa ho scoperto qua, com'è che avevo fatto, porco cane, aspetta, ah sì così, tac, no, com'è che avevo fatto, ah sì, tac, così fatto, praticamente qua hai tutti i suoi attrezzi, solo che non mi ricordo, eccolo qua, così, hai visto? Che figata, tutte le sue chiavette. Era bella lustra, però che ti devo dire, cioè queste sono bici sporcaccione che devono essere sporcaccionate. Oh, ma ti rendi conto che siamo proprio sotto la diga, Dio buono? Non si continua ragazzi, finisce qui. Forse il Signore ci consigliava di andare con le scale perché non ci sono altre strade che congiungono, hai capito?
c'è da stare molto attenti ai pedali perché sono quelli da quelli tra virgolette da gara, nel senso che hanno tipo dei chiodini fatti apposta per far più grip con la cosa, come si dice, con la scarpa, ma se ti parti via con quelli è tanto ripide, ma tanto, fidati, a parte che è bagnato per terra qua, ma se io mollo via i 200 all'ora. Ecco, adesso sono le 9, sono andata alla sveglia, ok, quindi sono in giro da un bel pezzo, ho spiegato il freddo, difatti adesso vedi che inizia a venire fuori il sole. No, devo imparare ancora il cambio perché è tanto diverso dalle bici normali, hai tipo butta su e butta giù, ecco perché sbaglio sempre strada con volta. Di qua, vero? Sì. Di qua. Arrivo, quando capirò veramente come va il motore è una goduria perché ci sono momenti, aspetta che spengo la sveglia, che pesta in una maniera incredibile, cioè con niente di pedalata proprio lui pesta, ma non è il discorso dell'assistenza, perché boh, non so, te la mettiamo al minimo. Ah, che scemo, guarda, la tiracchetta che ho, sì, tiracchetta, il piccio che ho per appendere la Pro, no? Si poteva anche girare, vedi? E quindi la prossima volta me la appendo allo zaino, porca miseriaccia. Eh sì, anche a testa in giù la puoi appendere, tanto dopo il video lo giri col computer, è vero cazzo? Vabbè, scusami, spero che si sia visto il posto da favola che ho fatto prima. Se così non fosse, magari stasera scarico i video e eventualmente domani lo rifaccio. Eccolo, ciao ragazzi, eccolo, Bondi. Eccolo, lo vedete? Bondi, ben arrivato. Ciao Ezio. Anzi, ben arrivato io che sono sei già arrivato stato adesso. qua. Ragazzi, spengo Io sono- che parliamo di vagina. Io sono Non sto facendo ancora giri lunghi perché non ho ancora capito il livello della batteria. Cioè, vedi, lui ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tacche. Non so se è questa, che sono arrivato a metà, quasi a metà, cioè non lo so, se è la potenza, no, non può essere la potenza. È da imparare un po', hai capito, ragazzo, perché sennò rischiamo di rimanere a piedi. Comunque, cosa fighissima per le salite, quelle esagerate, dove te la vuoi tirare a mano, tu hai questo pulsantino qui, lo tieni premuto, occhio, guarda, pedala da sola, bellissimo, bellissimo. Figata unica, ma soprattutto questo che è la sella telescopica, guarda, tac, si alza e tac, la abbassi, col peso tuo ovviamente, poi rischiacci qua, tac, e viene su, figata unica. Diciamo che con le partenze, ecco, puoi partire così e dopo quando sei, no, è bellissimo, guarda, tocco con tutti e due i piedi, è una cosa pazzesca, perché tanto dopo appena parti ti rialzi la sella e questo ti dico è veramente bello, c'è anche per me che voglio fermarmi a fare le foto e quelle robe là, oltre che per il discorso delle discese, sai che ti dicevo sempre abbassa la sella, no? Figata, guarda, tac, rialzi e via. Wow, come prendere le buche, madonna, c'erano delle radici proprio, non dico che era come andare dritti, però quasi. Il torrente qua deve essere, sì, purtroppo vedi, forse un giorno prenderò un cavalletto, non lo so, no, non credo, no, perché tanto non la uso come bici, ma la uso proprio solo per fare ste robe. La mia bici resterà sempre solo la bottecchia muscolare, anche per un discorso di praticità, hai capito? Questa, lo ricordo, è solo per fare un po' di enduro fuori strada e giri particolarmente lunghi, ma più che altro in montagna, perché secondo me è bello, secondo me i giri lunghi li farò comunque con la bottecchia, secondo me, a meno che non si parli di salite, ma se no. Oh. Wow. Che robe assurde, cazzo, non pensavo, cioè pensavo e non pensavo, la pensavo tipo un po' meglio nel dritto, in pianura, ma non la pensavo così potente e divertente in salita e in fuoristrada, ecco. E nel dritto non lo so, hai poca assistenza, non lo so, ti ripeto, è tutto da studiare, appena presa, non so nulla di nulla. Cioè ora in salita come arrampica, guarda, una roba schifosa. Io voglio andare di qua, dovrei stare attento alle spazzere,
servono le pozzanghere, guarda che roba. Soprattutto anche le marce basse, è vero che io non uso, e sarebbe da usarle anche per risparmiare batteria. Metti la marcia bassa, ossia quella morbida, guarda che salita, guarda. Che figata, cioè arrampica proprio, stupendo. E i freni, ripeto, ti ammazzi, veramente. Ho mandato Alessio a fare un giretto perché anche lui è appassionato di bici da enduro. Gli ho detto 1000 volte, cazzo, provala, porca puttana, e non ho capito, cioè, anche perché così mi scarica un altro po' di più la batteria e la metto in carica, perché sì, ero a metà, un peccato di caricarla a metà. Figa? Una volta dicevo sempre mi spaventa la salita, adesso cazzo mi spaventa la discesa, porca puttana, perché c'è un'arietta fresca e allora sai, in salita bene o male giri i pedali e vabbè, ci sta, ma in discesa veramente rischi di prenderti qualcosa. Pertanto se sei anche tu alla tua prima uscita in montagna, soprattutto con una muscolare, ok, portati un giubbottino, un qualcosa tipo le giacchette da vento, quelle sono perfette, o anche un K-Way. Io quella volta ho usato un K-Way perché avevo fatto il male di salita con la bottecchia, e poi la discesa puoi immaginare, 70 all'ora, cazzo, ti ammazzi, cioè del freddo, voglio dire, te ciapi, non un colpo di freddo, te ciapi, non so, febbre gialla e tutto quello che io vado io. Comunque ragazzi, niente, io sapevo che mi sarei divertito con l'e-bike, per quello la sognavo tanto, però no, tra dire e il fare c'è di mezzo il mare, cioè molto più divertente di quello che immaginavo, piacevole anche oltre che divertente, perché mi sembra di essere, non dico tornato in moto perché non è proprio così, a parte le discese, quelle sì, ma boh, non lo so, cioè è strano andare su senza fatica, capisci? Quello voglio dire. E poi il bello di non dover pagare bollo, assicurazione e benzina. Scusa, si può andare in bici? Pazzesco, minchia, come cazzo va? È ultra ripida, temo un po' per il ritorno alla discesa, ma vabbè, la facciamo piano, frenando. Capitello dedicato ai caduti della montagna, vedi quanto brutto è leggere di guerra e civili, per il discorso che abbiamo fatto quella volta lì nel Consiglio. Oh, mi dispiace, spero ragazzo che l'inquadratura sia giusta perché la vedo abbastanza verso il basso anche così. Comunque mi sembra di capire, wow, siamo altissimi, mi sembra di capire che tu pedali poco, fai meno fatica, no? Sei in modalità relax. Se invece vuoi pestare un po' di più, fai più fatica, cioè è assurdo, no? Eppure, il bel percorso Italia, io veramente, per qualcuno può essere un video noioso, per altri no, quindi veramente te lo voglio far godere tutto con pochi tagli, cioè voglio farti fare un po' di pezzi di questo percorso veramente fantastico. Buongiorno. No. Che robe. Cosa? Chi è questo qua? Chi è questo qua? È Cingano. Brutto come a morte, Lule, madonna del signore. Ciao Besse. Te seguo da non tocco, te seguo. Che bei posti tosati. È duretta in bici. Ma io faremo, dai. Ancora da ciappare confidenza. Ma è ripidetta dopo o no? Mi hai detto che tutto in piano, amico. Guarda i tosati. No, perché qua bici come fai? Ho visto che non è una cosa o l'altra. Dopo la strada e dopo buttare fuori. Ah sì? Aspetta, e quindi? Ti arrivi dal parcheggio. Torni in Rio, il parcheggio, sì. Ti arrivi al parcheggio qua sotto. Sì? E dopo te vai via piana. Fino alla maga vicina. Numero 1. Grazie mille, sai. Tosati, buon giro. Ciao. Appena ciota non mi disse neanche. Vai con fame. Finché sono sotto i 50 anni, ho detto meglio no, dai. Ah, bene, Sai la sbassata? No, niente, sta riprendendo basso, niente, che peccato. Peccato perché se si continuava, avevo visto due tope con la culata fuori che mi sarebbero piaciute, però purtroppo niente.
Conoscete la strada quella piana? Perché stavo chiedendo da dove stavi arrivando. Ah ok, allora io sono arrivato da di là, bellissimo, ve lo consiglio di fare, però a un certo punto no. Cioè è da fare a piedi. Da dove? Vai su di qua. Ah, ok. No, noi volevamo Sì. fare la piana qua. Anche a me difatti un ragazzo mi ha detto no, in bici non puoi, devi tornare giù dove c'è il parcheggio Vado di là. e far la piana, ma non so come si entra. Quella lì credo. Questa con la sbarra? Adesso se no bisogna chiedere lì. Sì, chiedo alla ragazza, va. Scusa, posso farti una domanda veloce? Dimmi. Ci hanno detto per la bici la strada piana, ma dove si entra? Entrate dove c'è la stanga. Grazie mille, ciao. Sì, la stanga. Ok, per la bici ragazzo, questo è il percorso dove c'è la stanga, però adesso mi sa che ti spengo la GoPro perché veramente è inquadrata troppo. Sono sceso, avevo paura di impennare, butta troppo verso il basso. Madonna quanto me lo sto godendo sto giro d'Italia, veramente, cioè tu non hai idea. Grazie. Prego. Buongiorno. Eccoli! Ah, ma si ricongiunge allora la stradina? Perché c'è tutta la scalinata. Ah, Ma è brutta, è brutta. bella bella, buon giro, ci vediamo dopo. Wow, che roba incredibile Italia, incredibile. Ecco. Wow, ragazzi, wow, fantastico, wow, guarda, che bello, che figata, tanta gente, ma cazzo se merita sto posto. Io non credo che Olfo e gli altri conoscono sto posto qua. Loro, brutti alcolizzati pigroni, si mettono lì sotto la diga e stanno là. Dopo glielo chiedo. Grazie. Ragazzi, mi dispiace dire sempre un sogno, perché uno dice sì, ok, si è capito, che cazzo di commenti sono sempre i soliti, però guarda, boh, è bellissimo sto percorso, bellissimo, lungo, bello. Oh, se hai la bici ti consiglio di farlo, per più che altro fatelo anche a piedi, ma per arrivare da dove abbiamo parcheggiato qua. Toppa. Wow, che figata, wow. Cazzo come godo ragazzi, cioè veramente è una delle esperienze, aspetta perché c'è anche vento, più belle della mia vita, veramente, che robe pazzesche, madonna che bello. Sì, esatto, confermo, perlomeno da come è configurata adesso la bici, se tu vuoi andare, cioè giri piano i pedali con poca energia, hai tanta assistenza, ok? Più li spingi forte, più fatica fai, meno assistenza hai, cioè c'è questo gioco qua. Nella serie, se non vuoi far fatica devi andare piano, però puoi fare anche fatica, una roba del genere. Oh, goduria, Dio caro. Boh, le cascate. Wow. Wow. Boia. Vai. Io non ho parole. È vero che 2 clippette prima le ho fatte con la Sony, più che altro alle cascate, vabbè. Spero veramente di tutto cuore che la GoPro 9 riesca a rendere onore e a farti capire che cacchio di posto fantastico abbiamo visto, ok? Ripeto, io non faccio miracoli con la post produzione, anzi zero, quindi il tutto è in mano della GoPro. Ecco, guarda, vedi? Questa è la diga, sotto lì, orco cane pieno di pecore, adesso dove ci sono io, ok, e pensate se si apre, facciamo un bel bagnetto. Una moto ragazzi, con le ruote tapponate, ok, ma è una moto in discesa. Mamma mia, me la sto godendo come un deficiente ragazzi, veramente un sogno materiale, per carità, che si è realizzato.
veramente, che tu sai quanto a Sinnano piace andare in bicicletta e esplorare in bici, figurati quella elettrica, è il mezzo di trasporto esplorativo. Alessio! Sono andato a farsi un giro. Non si sta mica male qua, No, ma adesso cambia discorso, digli a Ezio che andiamo a farci una girata, diglielo. Adesso andiamo, Dai Ezio che andiamo. no, le due Lui con la che sono. bici, io a piedi, Beh sì, cosa è faccio? così, La lascio è qua? così. No, si sapeva, difatti anche nel gruppo ho detto te la inculano, hanno ragione, ma difatti io l'ho studiata per venire apposta a fare ste robe e dopo torna in un luogo sicuro, ovviamente non in No, camper. certo, insomma. poi il divertimento anche di scendere in bici, non dover scendere a piedi, Insomma. tutto molto più comodo. Eccolo! Vai Figari!